Nuove tasse per i commercianti, canone unico patrimoniale, salasso in arrivo per le attività economiche di Chioggia. Sentite cosa dice l'assessore in commissione. Chiudo per chiedere all'assessore se tutta questa materia è stata concertata e quale giudizio danno le categorie economiche, in particolar modo il mondo del commercio, il mondo del turismo, insomma quelli che sono interessati rispetto alle proposte che voi fate. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Per rispondere al consigliere sarò molto breve, nel senso che noi effettivamente siamo arrivati un po' in ritardo, okay, con questo regolamento, proprio per parlare in maniera tranquilla e serena e con i tempi necessari, okay, anche per sviscerare a dovere il regolamento, proprio con le categorie del territorio, quelle che ha citato prima, quindi tutte le categorie del territorio del turismo e del commercio, in modo da riuscire ad arrivare con queste modifiche. Quindi ricordiamo che comunque il regolamento esisteva già dal 2021, ma abbiamo concertato che tutte le modifiche proposte siano un qualcosa di positivo, quindi che si vada verso un miglioramento e uno snellimento poi anche con l'intervento tecnico, quindi sia dell'ufficio commercio. Avete sentito cosa ha detto l'assessore? È concordato con le associazioni di categoria, ma non è così. Lo dimostra il fatto che le osservazioni che hanno mandato nel 99% dei casi non sono state accolte, addirittura ci dicono che ci sono anche delle mail che lo dimostrano. Più che altro sarebbe difficile pensare che l'associazione di categoria accetti un salasso delle mani in tasca alle attività economiche a cuor leggero. Quindi, Assessore, non dire che è concordato con le associazioni di categoria, piuttosto dire la verità che avete già approvato la parte economica del bilancio qualche mese fa e quindi avete fatto finta di ascoltarli perché sapevate già che ogni modifica doveva essere fatta a saldo invariato, quindi a costo zero. Assessore, il commercio va tutelato, non vanno spremuti come limoni i nostri commercianti per mettere a posto quel bilancio che voi state gestendo in modo, a nostro avviso, sicuramente non ottimale. Ne abbiamo parlato proprio da pochissimo tempo, ma l'agitazione in Piazza Europa è veramente tanta. La situazione sta spingendo a fare pressione sull'amministrazione per risolvere questo intoppo che non si sarebbe neppure dovuto verificare. Ci hanno scritto delle attività economiche di Piazza Europa. Siamo ancora prigionieri di un cantiere fermo in quanto non è ancora stata attivata da parte del comune la procedura per spostare gli autobus in campo Cannoni. E confermo quanto stanno dicendo io stessa, in quanto ho parlato con fonti certe che hanno confermato quello che sta asserendo chi ci ha scritto. Non è ancora stato fatto il progetto dei lavori e fino a che non va avanti Campo Cannoni la ditta non può lavorare in Piazza Europa. Ribadisce a questo punto quello che abbiamo affermato ieri. L'azienda adesso deve spostare le transenne fino al ciglio della strada, sullo spazio di manovra dei bus. Finché ci sono i bus a fare manovre su quell'area, non si può togliere la transenna ed espandere il cantiere dei lavori in Piazza Europa, quindi resta tutto quanto bloccato. Le attività si stanno preoccupando maggiormente, e questo lo abbiamo detto e lo ribadiamo, per due motivi. Sia per l'avvicinarsi delle festività, che fanno sì che si presenti un centro di sottomarina in queste condizioni davanti agli occhi di tutti, sia per un problema di sicurezza. Infatti le attività economiche che si affacciano sulla piazza sono nascoste alla vista proprio dal cantiere, possono diventare una facile preda per spaccate e furti. Sollecitiamo quindi l'amministrazione a presentare questo progetto, ad approvare questo progetto, a procedere con i lavori. Si doveva prima cominciare con il parcheggio dei bus e dopo con la capolinea dei bus e solo in un secondo tempo dare l'autorizzazione all'inizio dei lavori. E questa mala organizzazione sta causando disagi proprio in centro città. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino.
Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio. In questi giorni, appunto, come vi ho detto, farete il vostro affare migliore. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo. Vi aspetto. Questa mattina è stato inaugurato un tratto della nuova ciclovia Vento-Venezia-Torino, all'interno di un'area importante del territorio veneto, il Delta del Po, di importante valore naturalistico. Il tratto, partendo da Loreo e attraversando Rosolina, termina nel territorio di Chioggia ed è stato realizzato da Veneto Strade, ringraziata fortemente dalla vicepresidente della regione Elisa De Berti. I percorsi ciclabili sono già finanziati per l'80%, ha ricordato, per un investimento totale di 150 milioni di euro, per sottolineare l'importanza che sta assumendo il cicloturismo, il turismo lento. Manca da realizzare il ponte che congiunga le due sponde dell'Adige in modo da dare continuità alla tratta, ma si è ricordato anche che in molti punti, per ovviare alla mancanza di ponti, si è pensato di ricorrere ai passi barca. Questa mattina erano presenti varie amministrazioni, Rosolina, che si è fatta portavoce anche di Loreo e di Chioggia, il Parco del Delta, Veneto Strade, la provincia di Rovigo e logicamente la Regione Veneto. Dopo il taglio del nastro, la pista ciclabile è stata inaugurata con una biciclettata che ha coinvolto tutti. Una rappresentanza di Chioggia oggi mancava per un semplice motivo: nonostante sia stata menzionata, la cerimonia ha coinvolto solamente il territorio rodigino, quindi Loreo e Rosolina. Ci si augura però che oltre al ponte sull'Adige si possa presto pensare anche a quello sul Brenta, ponte e soprattutto sbarramento per il cuneo salino, in modo da creare un percorso che unisca Rosolina Mare con Isola Verde e infine Sottomarina, senza dover rimettersi per forza sulla Romea. Pezzettino! Fino a Rosolina Mare! Ma perché un pezzettino? Fino a Rosolina Mare! Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Era un po' di tempo che non parlavamo del condominio Casa del Pescatore, il condominio pubblico che c'è in Tombola, in quartiere di Tombola. L'ultima volta che abbiamo parlato c'è stata quelle occupazioni che poi questi, oltre ad aver occupato, anche avevano buttato tutto quanto alla rinfusa nell'oasi ecologica. Ci risulta che ci sono dei sfratti in corso, sembra che a breve verrà ripristinata una situazione di legalità. C'è un'altra situazione di legalità molto pesante, c'è una signora di 80 anni, di circa 80 anni, che praticamente continuamente stalkerizzata da un individuo che abita lì, che evidentemente ha qualche problema di comportamento, che è stato già denunciato più volte. La poverina ha chiamato, oltre alle denunce, ha chiamato anche le forze dell'ordine sono anche intervenute, ma più di tanto sapete che in situazioni come queste non possono fare più di tanto, perché ci vuole il tempo che le denunce, i processi vadano a buon fine. Abbiamo visto altre situazioni, anche a Cabianca, che c'era un altro soggetto che si comportava in un certo modo non adeguato e alla fine, oltre a essere stato allontanato, è finito anche in galera. Comunque, a parte quella situazione di Cabianca, che sembrerebbe che si sia risolta, c'è questa situazione che è molto grave. Questa signora viene aggredita dentro il suo appartamento con pugni, porte sulla porta, con urla. Tra l'altro questa signora ha avuto anche una perdita di alcuni familiari, questa persona insulta, grida, è una cosa veramente dell'altro mondo. Comprendiamo benissimo che non è facile gestire le situazioni all'interno di questi condomini pubblici, però siccome c'è un regolamento e quando una persona si comporta in un modo scorretto, la gestione dovrebbe prendere e allontanarlo. Sappiamo benissimo che non è che
gli amministratori del condominio oppure la gestione della casa pubblica prende e fa, perché appunto ci sono le leggi da una parte giustamente, da una parte a volte questi procedimenti sono troppo lunghi. Diamo notizia di questa situazione alla comunità, confidando, siccome c'era già stato un processo e questa persona apparentemente si era un po' calmata, confidiamo che abbia qualche amico, qualche familiare, qualche persona che cerchi un attimo di farlo ragionare e di smetterla con questo comportamento, perché prima o poi i nodi arrivano tutti al pettine. All'American Followers Food ottime pietanze in ottima compagnia, ottimi motivi per farlo diventare il tuo ristorante preferito. Sabato 15 marzo a intrattenerti sarà il karaoke by Diego. American Followers Food, lungomare Adriatico 76, sottomarina di Chioggia, Venezia. Per info e prenotazioni 351 914 0425. American Followers Food. Buongiorno cari lettori, non so se anche voi come me avete il vizio o la mania di svegliarvi presto e guardare i vari TG, i vari siti di informazioni. Oggi, negli ultimi giorni, ma soprattutto oggi, la cosa che più mi colpisce cos'è? Che c'era la tregua a Gaza e di colpo sono ricominciati i bombardamenti. Si parla da settimane, se non anche da più tempo, di un'ipotetica tregua tra Ucraina e Russia, ma continuano pesantissimi bombardamenti e tutto quello di cui parla l'Europa, il tema centrale sull'Europa è il riarmo e come giustificare le spese per gli armamenti. Parliamo di cifre folli per ogni Stato. Quindi il dibattito in alcuni casi non è neanche se è giusto o non è giusto, se vale la pena o non vale la pena, ma è più che altro come giustificare quei costi. Cioè, se l'Europa ci permette di sforare con quei costi il debito, allora va tutto bene. L'impressione è di di fatti che stanno precipitando sempre più velocemente. Trump continua a dire che la tregua in Ucraina è vicina, però nel frattempo con i suoi caccia annienta, bombarda, anzi insieme all'esercito israeliano, delle varie postazioni Houthi, piuttosto che c'è un'escalation a livello globale della guerra che è davvero molto ma molto preoccupante. Per quello che riguarda poi la nostra povera Europa e il riarmo, in questi giorni tra le cose che sono girate tra i social, tra i siti, la cosa che mi è piaciuta di più è l'intervento di Benigni, che fa un intervento dicendo: avete mai sentito parlare della Marina della Florida o dell'aviazione della California? No, c'è un esercito degli Stati Uniti. Ecco, noi abbiamo fatto un'Europa in teoria unita, ma in realtà l'unica cosa che è stata unita è l'euro, cioè c'è un'unica moneta. Tutto il resto, tant'è che il dibattito di questi giorni è proprio su come ogni singolo Stato giustificherà i soldi che vanno spesi per le armi e quanto ogni singolo Stato spenda. A prescindere che questa continua corsa agli armamenti non sia sicuramente un indice piacevole per il futuro e per i nostri figli, non viene, immagino che non sia una cosa semplice, comunque ancora presa in considerazione la possibilità di un esercito europeo, quindi come per gli Stati Uniti un'Unione Europea che diventi effettiva. La continua corsa agli armamenti e questo riaccendersi sempre più cruento di questi due grandi focolai, quindi ricordiamo Israele, Gaza e Ucraina, Russia, di certo a me personalmente, più che altro per le mie figlie che non per me, non fa dormire sonni tranquilli. È una situazione in costante e repentino movimento, ma purtroppo mi pare che ad oggi la direzione sia sempre quella di un'escalation e quindi di un avvicinarsi sempre di più a dei conflitti globali o comunque che possano causare danni irreparabili all'umanità e a questo pianeta. Staremo ovviamente a vedere, ma la situazione a mio parere sta diventando davvero molto preoccupante. In tutto questo, notizia, ultima chicca di oggi, i ghiacciai in Italia si sono ritirati per l'equivalente di, non ricordo se 15 o 25 volte il lago di Auronzo, che è un lago di una certa dimensione.
Che fine farà l'umanità? Domandona per un venerdì mattina. Grazie e buona giornata. Biasion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24 su 24, 7 su 7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biasion e anche molto altro a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore.